In orario di chiusura abbiamo appunto trovato nella zona delle borracce termiche, un quantitativo insomma importante, che va oltre l'uso personale insomma di hashish, e soprattutto con le telecamere siamo riusciti a cogliere soprattutto gli attimi appunto più salienti e ci siamo resi conto che sono proprio dei ragazzini che frequentano quotidianamente la nostra attività. Sono ragazzini che vediamo quotidianamente, che abbiamo appunto visti crescere, abbiamo fatto loro i libri di scuola, quindi è stato veramente un colpo al cuore. Tutto ripreso dalle telecamere che Veronica De Carlo, titolare della cartoleria Guizza, ha installato nel negozio. È mercoledì sera quando, dopo la chiusura, la commerciante durante le pulizie trova un sasso incellofanato nascosto nello scaffale più basso tra le bottiglie termiche. I dubbi sono pochi, si tratta di hashish e non di una sola dose. Sconcertata è l'esame delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del negozio ad allarmarla ancora di più. A nasconderla un ragazzino, un tredicenne che frequenta la scuola media, a cercare di riprenderla un secondo adolescente che non ce l'ha fatta, probabilmente preso dalla paura di essere scoperto perché nel negozio c'era molta gente. Immediata la denuncia alla polizia che sta indagando sulla vicenda. Non l'unico crimine commesso da ragazzi poco più che bambini, racconta Veronica. Sono partiti insomma con piccoli furti e piccoli dispetti che dopo comunque nel quotidiano sono molto frequenti, e noi siamo sempre stati appunto in silenzio, ma abbiamo fatto comunque nei social un appello proprio ai genitori di stare più vigili, di guardare molto di più i loro figli. Un appello che ha fatto rumore sia nella vicina scuola sia tra le famiglie. A fare piccoli furti sono soprattutto ragazze organizzate e decise, ci racconta Veronica, che hanno rubato anche in altri negozi e nel vicino parchetto sembra si spartiscano il bottino. Un fenomeno preoccupante che vede protagonisti giovanissimi, tutti tra i 13 e i 15 anni. Ha paura Veronica che il fatto si ripeta e che per questo alle famiglie dice: Un appello che va ai genitori è guardare, stare molto attenti a magari i soldi in più che si possono trovare nelle tasche, che magari gli date, che si trovano appunto nell'astuccio della scuola, magari delle penne che magari sono un po' più costose rispetto a quelle che prendono di solito, del materiale nuovo che voi non gli avete acquistato, quindi tante piccole cose che sono dei grandi segnali in verità.